Andiamo a leggere le scelte dei due allenatori, partiamo dalla squadra di casa, partiamo dal Vicenza di Roberto Breda. Eccolo qui, 3-5-2 per il Vicenza che rinuncia ancora a Lazco e a Rigoni. Pinzoglio in porta, la difesa con Camisa, Pisano e Gianni. A centrocampo partirà a largo Semioli, a sinistra Di Matteo, centrali Gavazzi, Castiglia e Pinardi, e poi la coppia d'attacco formata da Plasmati e da Malonga, con Malonga l'ex Cesena che ha segnato 5 gol tra la seconda e la quinta giornata, però a secco da 3 partite, quindi vuole ricominciare a segnare. L'ultimo gol per Malonga in casa allo stadio Romeo Menti contro il Brescia. Andiamo a leggere anche le scelte del Padova, quello allenato da Fulvio Pea, un Padova che il suo primo derby lo ha già vinto oltre il 90esimo contro il Verona nell'ultima sfida, quella dell'Euganeo. 3-4-3 il modulo, formazioni confermate per il Padova rispetto alle previsioni della vigilia. Silvestri che sostituisce ancora lo squalificato Anania. Difesa a 3 con Cionek, Piccioni e Trevisan che è un ex di questa squadra, e poi Zeduardo e Cuffa saranno i centrali, Legati parte a destra, Renzetti a sinistra. Davanti il trio formato da Cutolo, Farias e dal Diablo Grannoce, ancora a caccia del primo gol in questo campionato, vuole sbloccarsi a tutti i costi Grannoce, e di fronte c'è il Vicenza, l'unica squadra a cui Grannoce ha segnato in carriera una tripletta in Serie B. Giocava con la maglia della Triestina, era il marzo del 2008, squadre allineate al centro del campo, consueta casacca biancorossa per il Vicenza, in giallo il Padova con calzoncini neri, squadre al centro del campo per la consueta stretta di mano, telecamere anche per l'arbitro della sfida che è il signor Pinzani di Empoli. Ha già diretto 2 volte il derby tra Vicenza e Padova e in entrambe le occasioni ha vinto il Padova, quindi porta bene alla squadra bianco-scudata, anche se ovviamente quelli del Vicenza sono liberi di fare gli scongiuri del caso. Squadre i capitani uno di fronte all'altro per il sorteggio. È un derby atteso, un derby interessante, il 21esimo derby in Serie B tra Vicenza e Padova. Tra queste due società anche 16 precedenti in Serie A. In quelli di Serie A il Padova ha la meglio, 8 vittorie contro le 5 del Vicenza, 3 pareggi, mentre equilibrio totale in Serie B tra Vicenza e Padova, 7 vittorie a testa, 6 pareggi. Fulvio Pea, telecamere per lui, ha già incontrato 2 volte Roberto Breda. Una volta ha vinto nella scorsa stagione 4-1 Sassuolo Regina e una volta ha pareggiato sempre nella scorsa stagione a Reggio Calabria, sempre con il Sassuolo, 1-1 quel giorno. Breda non ha mai battuto il Padova, soltanto una volta contro una sconfitta in un Padova Regina 1-0 dell'agosto del 2011, mentre Pea conta 2 vittorie su 2 contro il Vicenza, sempre sulla panchina del Sassuolo nella scorsa stagione, quando ha sfiorato la clamorosa promozione in Serie A, vincendo al Menti con il suo Sassuolo per 1-0 e vincendo anche in Emilia per 4-2. Pronte le squadre a dare il calcio d'avvio di questo derby, è il Vicenza che inizierà sul pallone Malonga. E adesso vedremo anche lo schieramento del Vicenza. C'era qualche dubbio all'inizio sullo schierare il tridente pesante, in realtà vanno in campo tutte e 3, mi riferisco a Semioli, Plasmati e a Malonga, però c'è curiosità sul capire come partiranno in campo i giocatori di Breda, se con un 3-5-2, con un 3-4-3 a specchio con il Padova. Consulta i guardalinee l'arbitro, il signor Pinzani di Empoli. Sembra tutto pronto per l'inizio del derby tra Vicenza e Padova. Si attende solo il fischio dell'arbitro. Inizia così il B-Day in assenza della Serie A, non manca lo spettacolo su Sky e ovviamente nel pomeriggio tutto il resto del programma fino a stasera per il posticipo da non perdere, quello con Regina e Livorno in campo. È il presidente, è anche il derby del presidente Cestaro, Marcello Cestaro, che è il presidente del Padova, lui vicentino di Schio, con la squadra femminile di Schio si è tolto tante soddisfazioni, tante vittorie. Venerdì, dopo una lunga assenza, è tornato a seguire l'allenamento pre-derby, ancora un po' affaticato il presidente dopo l'operazione all'ernio ombelicale subita la settimana scorsa. Venerdì scorso durante il derby con il Verona era in ospedale e non è riuscito neanche a vederlo in televisione. Stavolta invece lo seguirà su Sky in televisione qui allo stadio Menti. C'è il figlio, c'è suo figlio Lorenzo Cestaro. È cominciata la partita. Subito il Vicenza che avanza con Alex Pinardi.
lancio in profondità, gira Plasmati che però forse si aiuta con una spinta. È arrivato subito l'intervento dell'arbitro, calcio di punizione in favore del Padova. Si riparte da calcio di punizione, infatti c'è la segnalazione del guardalinee. Piccioni tocca all'indietro al suo portiere Silvestri che sostituisce per la seconda volta da titolare Anania, squalificato. Anania che è stato espulso durante la gara persa a Castellammare contro la Juve Stabia. Lancio lungo di Trevisan, cercare lo scatto in profondità di Granoce, viene subito chiuso, la rimessa laterale sarà in favore del Padova. Telecamere per Gavazzi, maglia numero 7, il controllo da parte di Cutolo, scambio con Renzetti, si propone ancora Cutolo, si fa vedere lì davanti Farias, in gol contro il Verona, va via il brasiliano, attenzione Farias scatenato subito in avvio, prova il destro, pallone che viene ribattuto e Vicenza che prova a ripartire. La rimessa laterale guadagnata dalla squadra di Breda. Malonga, grande avvio di campionato, il suo poi lo stop da 3 giornate, non trova il gol, l'ultimo come detto nella sfida casalinga con il Brescia. Rimessa laterale in favore del Vicenza, si incarica della battuta di Matteo. Malonga tra due avversari, subito vedete raddoppio di marcatura sull'ex giocatore del Cesena Dominique Malonga, francese, maglia numero 19, 23 anni per lui, 5 gol nelle prime 4 partite disputate. A saltare e a liberare Di Matteo, poi ancora Malonga che non riesce a tenere questo pallone, rimessa in favore del Padova. Sale alla battuta il numero 23, il brasiliano Cionek, che ben si sta comportando in questo suo primo campionato di B. La spinta del Diavolo Granoce, calcio di punizione per il Vicenza. Pronto la battuta Pisano, il capitano del Vicenza, vista anche la panchina per Martinelli. Camisa, Gavazzi a cercare Semioli, prova a tenerla Semioli, sarà fallo laterale per il Vicenza, sempre molto attento in fase difensiva il Padova, un Padova che però ancora a caccia della sua prima vittoria esterna, vuole farlo nel derby. Malonga prova a fermarsi, anzi prova a fermarlo, ci riesce con grande facilità Renzetti. Trevisan per Piccioni a comandare la difesa, ha seguito Fulvio Pea. Piccioni dopo 8 anni con la maglia del Sassuolo, colpo di testa da allontanare, c'è Plasmati che prova a tenerla, subito 2 su di lui, Zé Eduardo, un contrasto regolare, la rimessa laterale per la squadra di casa. Ha battuto Di Matteo, di prima Pinardi, Plasmati, buona difesa del pallone, interessante il tocco per Semioli, zona tiro, carica il destro Semioli, la colpisce male. Franco Semioli, tornato a Vicenza dopo 10 anni, aveva già giocato con questa maglia nel 2002. Eccolo qui il destro di Semioli, oggi titolare. La sua esperienza può essere d'aiuto alla squadra di Breda. È già ripartito il Padova, prova a tenerla Cutolo, non ci riesce, ancora Cutolo però riesce a recuperare terreno, c'è lì vicino Zé Eduardo, preferisce il tocco dove c'è Renzetti, cerca spazio Renzetti, ha provato il cross, si è guadagnato la rimessa laterale, 5 minuti sul cronometro. Cutolo sbaglia il tocco, Pisano, Camisa, il lancio a cercare Gianvito Plasmati, di testa lo anticipa bene Cionek, prova ad allargare il Padova sulla corsia di Legati, pallone che arriva in qualche modo, poi però Pinardi, buono il suo lavoro di copertura e avanza adesso Pinardi, Malonga è lì vicino, il tocco forse corto per Di Matteo che va su questo pallone, lo anticipa Cionek, si lotta e si sente tutta l'aria del derby. La rimessa guadagnata dal Vicenza. Semioli, Pinardi, Zé Eduardo di fronte a lui, Pisano attaccato da Granoce,
Funziona la pressione di Granoce, è partito veloce il Padova con Cutolo, attenzione a Cutolo, Farias lì vicino, Cutolo, il suo allungo, Cutolo prova il sinistro, un po' egoista qui, si era liberato Farias al centro, chiedeva palla a Granoce. Lo scatto di Aniello Cutolo, 29 anni, napoletano, 30 gol in Serie B per lui, l'ultimo alla Regina il 22 di settembre. Questa è la sua seconda stagione a Padova. Ancora la squadra di Pea, Granoce vuole andare fino in fondo, viene messo giù e attenzione, in arrivo un giallo per simulazione. Granoce verrà ammonito. Subito episodio che fa discutere probabilmente, il giallo per Granoce che non protesta più di tanto, forse sa di aver accentuato questo è l'intervento ai suoi danni. Da qui forse si capisce meglio, ma insomma di sicuro il difensore del Vicenza era in ritardo. Gianni ha provato a fermare Granoce ma era sicuramente in ritardo, il pallone si era allungato, forse Granoce comincia a saltare un pochino prima, non ha avuto però dubbi l'arbitro Pinzani. Zeiduardo è partito sulla corsia di destra Legati. Zeiduardo sale a sinistra e riceve questo pallone Renzetti. Cutolo, ancora Renzetti. Zeiduardo con calma fa ripartire la sua difesa, adesso controlla Trevor Trevisan che dicevo è un ex di questa sfida anche se a Vicenza ha giocato solo per una stagione, era la Serie B 2005-2006, 22 partite con la maglia del Vicenza senza gol. Plasmati si lotta in mezzo al campo, Plasmati con il fisico riesce a difendersi, poi Pinardi può salire, palla al piede Castiglia, ancora Pinardi, Semioli, Gavazzi, buono il dribbling, ancora Gavazzi, trova dentro Pinardi che cerca il tocco di ritorno, Zeiduardo fa muro, dall'altra parte deve liberare e ci riesce la difesa del Padova. Granoce alla caccia del pallone, si guadagna un fallo laterale dopo l'intervento di Gianni. Grande agonismo, ottimo ritmo in questo avvio, 8 minuti, è 0-0 tra Vicenza e Padova. Vicenza che vuole sfatare anche il tabù delle ultime 3 partite, tutte vinte dal Padova. Allo Stadio Menti, il leggero vantaggio la squadra di casa, sono 4 le vittorie del Vicenza in Serie B, 3 quelle del Padova e 3 i pareggi. Il risultato più clamoroso nella storia del derby tra Padova e Vicenza è maturato nel novembre del 1940, il Padova vinse 6-1 addirittura. Qui la deviazione puntuale da parte di Cionek, sempre molto attento, ispirato però Alex Pinardi, ha cominciato bene il suo derby. Qui non ha avuto dubbi Pinzani, subito giallo a Granoce. Io personalmente qualche dubbio in più ce l'ho. Castiglia prova il destro, troppo larga la traiettoria, era anche in precario equilibrio il numero 21 del Vicenza. Luca Castiglia, 23 anni, nato nella provincia di Cuneo, questa è la prima stagione a Vicenza per lui, è in comproprietà con la Juventus, ha vestito le maglie della Spalla, del Viareggio, della Reggiana e del Cesena. Può salire Trevor Trevisan, il suo lancio a cercare Granoce, cerca la sponda, chiusura però di Camisa che fa ripartire subito Silvestri, anzi Pinsoglio, e adesso riparte l'azione del Vicenza. Gianni, il lancio lungo per Plasmati, può metterla giù, prova subito il tocco di prima per l'arrivo di Semioli che tenta il cross deviato, palla per Pinsoglio, per Silvestri scusate, e allora riparte l'azione del Padova. Si è ritrovato titolare nel derby contro il Verona Marco Silvestri, che aveva esordito in Serie B la settimana prima dopo l'espulsione di Anania nella gara contro la Juve Stabia. Nelle scorse stagioni è stato titolare in Lega Pro, vestito la maglia della Reggiana. 21 anni per lui. Gianni, Pisano, Semioli, sale Camisa,
Ancora Pisano a cercare Plasmati, con il petto la mette giù, carica il destro Plasmati, smorzato. Allora se la cava la difesa del Padova, riparte Legati, subito però pressato da Di Matteo. Lancio lungo, traiettoria a uscire, infatti si riparte con la rimessa laterale. Superato il 10° minuto, equilibrio nel derby, Vicenza-Padova 0-0. Farias, Cuffa, Piccioni, Renzetti, ancora Piccioni, Zeduardo trova il varco, serve il connazionale Farias in verticale, Granoce posizione regolare, lo segue Pisano, attenzione al taglio di Legati, Granoce prova il cross, sarà calcio d'angolo. Le indicazioni di Pinsoglio, dalla bandierina va Aniello Cutolo per il Padova. Zeduardo in area di rigore, ovviamente Granoce, arrivano anche dalla difesa. Parte Cutolo col sinistro, pallone subito allontanato. Poi prova Semioli, adesso Pisano, elegante il suo palleggio, poi viene travolto da Legati. E calcio di punizione in favore del Vicenza. È stato molto bravo qui Pisano, che oggi indossa la fascia di capitano. Marco Pisano, romano, 31 anni, la seconda stagione a Vicenza per lui. Ha giocato in tante squadre in carriera, il Bari, il Parma, il Toro, il Palermo, la Samp, il Brescia. Pinardi cerca Castiglia, ancora Pinardi, prova un'invenzione, in realtà si fa soffiare il pallone da Zeduardo. Farias prova a spingere lui, viene chiuso proprio da Pisano, la rimessa è per il Padova. Sale alla battuta Legati, ancora Legati dietro dove c'è Zeduardo, apertura col sinistro a trovare Renzetti. Cutolo, la finta, Granoce, fallo su di lui, calcio di punizione. Chiede scusa Castiglia, calcio di punizione per il Padova. Eccolo qui l'intervento, effettivamente in ritardo di Castiglia ai danni di Pablo Granoce. È la prima stagione a Padova per il Diablo, 29 anni, uruguaiano di Montevideo. Finora sono 37 i gol in Serie B in carriera, 31 con la maglia della Triestina e poi 6 gol nella scorsa stagione dove è stato a Varese, l'ultimo quello del 12 maggio contro l'Ascoli. Anche 4 gol in Serie A per lui con la maglia del Chievo. È pronto Piccioni alla battuta, è uno schema, Cutolo di prima per Renzetti, lo segue però Gavazzi. Renzetti prova a girarsi, cerca la deviazione, la trova e si trova anche un calcio d'angolo, proprio quello che voleva. Sempre Cutolo dalla bandierina col mancino. Ok, tanti saltatori del Padova. Eccolo il cross di Cutolo, prova Cuffa l'intervento di testa, poi di testa ci prova ancora Legati, al volo Farias, la colpisce male. Diego Farias, 22 anni per questo ragazzo brasiliano che è in prestito dal Chievo. Finora in Italia per lui una stagione in C1 con la maglia del Verona, poi 6 mesi sempre nella Lega Pro con il Foggia. La scorsa stagione ha vestito la maglia della Nocerina segnando 5 gol. Finora quota 2 con la maglia del Padova in questo campionato, ha segnato alla Regina e poi nel derby del 5 ottobre col Verona. Semioli, doppio dribbling, va giù, per l'arbitro non c'è nulla. Sorride Semioli, protesta il pubblico del Menti, riparte il Padova. Cutolo, Renzetti va in sovrapposizione, eccolo servito.
prova ad accentrarsi, attenzione, possibilità per lui, va fino in fondo, prova il sinistro e la parata è poi incredibile, che occasione divorata da Farias, a colpo sicuro, vicinissimo al gol il Padova. Toccato all'altezza della caviglia, qui da rivedere la percussione del Padova con la fuga in area di rigore, e qui Farias da 2 passi, incredibile, Renzetti è stato bravissimo in area, qui non cade, calcia, respinge Pinsoglio, Farias a colpo sicuro non trova la porta, mani nei capelli per tutti, anche per Granoce che era lì vicino, ma che occasione, finora la più clamorosa della derby sui piedi di Diego Farias. Pisano, occhio alla pressione del Padova che sta mettendo in difficoltà il Vicenza. Fulvio Pea comanda le operazioni dalla panchina. Cionek si occupa della rimessa laterale. Granoce legati alla caccia del pallone, Pisano lo anticipa, deve liberare Gianni, ci riesce. Rimessa laterale in favore del Vicenza, eccolo Fulvio Pea, la prima stagione con il Padova, l'altro anno la prima stagione in Serie B della sua carriera, sulla panchina del Sassuolo ha sfiorato una promozione davvero straordinaria. Fallo su Granoce, calcio di punizione, sta prendendo quota il Padova in questa fase della gara, 17 minuti di gioco, sempre 0-0, cresce però la squadra di Pea. L'aggancio ai danni di Granoce è parso piuttosto evidente, qui intanto le indicazioni di Pinsoglio e il portiere del Vicenza. Cutolo vuole calciare col sinistro, sono 3 gli uomini in barriera per il Vicenza, anzi 2 del Padova. Parte Cutolo, un sinistro potentissimo e ha cercato di sorprendere Pinsoglio sul suo palo, pallone che esce non di molto. Pinsoglio comunque era sulla traiettoria. Nel Padova le assenze dei giocatori impegnati in nazionale, mi riferisco ovviamente a Viviani, impegnato con l'Under 21 di Davis Mangia, e poi anche gli stranieri Nuanco e Felcer, infortunato invece Babacar. Prova ad avanzare Malonga, prova a farsi rivedere il Vicenza dalle parti di Silvestri. Occhio a questo cross, pallone lungo, dall'altra parte sta arrivando Castiglia. Qui vanno a scontrarsi 2 giocatori del Vicenza, uno è Plasmati che chiede subito aiuto. Tutte e 2 a terra, speriamo non sia nulla di grave. Arriva l'arbitro Pinzani. C'è stato un involontario scontro, un testa a testa. Di Matteo Plasmati. Io credo che per Plasmati non sia un problema la testa, credo che sia caduto male l'attaccante del Vicenza. Guardate qui, forse un movimento innaturale, non so se del ginocchio, speriamo davvero non sia nulla di grave per lui. Infatti si rialza Di Matteo, il Plasmati resta a terra. Breda ha qualcosa da dire a Castiglia. A terra Gianvito Plasmati, 29 anni, è ancora sofferente, non sembra essere in grado di continuare. Ha segnato un gol finora in questo campionato contro il Grosseto. La scorsa stagione, quando vestiva la maglia della Nocerina, rifilò una doppietta al Padova allo stadio Euganeo, era il 17 dicembre del 2011. Nello scorso campionato Plasmati ha vissuto la prima metà a Nocera e poi la seconda a Varese. Ancora dolorante, ancora a bordo campo, momentaneamente in 10 il Vicenza. 20 minuti di gioco, sempre 0-0.
ma una clamorosa occasione non sfruttata da Farias per il Padova. Gianni, lancio a cercare Malonga, impossibile per lui arrivare. Non se la sente Plasmati, fa cenno di no con la testa. Trevisan, Renzetti per Piccioni. Fa girare il pallone il Padova adesso. Cionek per Piccioni, lancio lungo il suo a cercare Granoce che taglia tra due avversari, viene chiuso da Gianni, raccoglie il pallone Di Matteo, subito pressato da Legati, un rimpallo che però favorisce Castiglia, non trova compagni liberi, allarga allora per Gavazzi, rilancio lungo di Camisa col sinistro, Semioli prova a tenerla viva, non era facile, ci è riuscito ma raccoglie Piccioni, riparte l'azione del Padova. Colloquio Plasmati-Breda, forse prova Gianvito Plasmati, però ancora corre con difficoltà. Zeduardo, Trevisan lì vicino, il tocco per Renzetti, si avvicina anche Cuffa, scatto di Renzetti in vantaggio senza problemi la difesa del Vicenza. Gavazzi prova a ripartire, un rimpallo, favorisce Malonga che tiene questo pallone, poi si gestisce molto bene con un numero. Malonga, lì vicino c'è Semioli, viene servito, è scattato Semioli, vuole chiuderlo Piccioni, ci riesce con buona scelta di tempo. In panchina con il Vicenza, per il Vicenza con Breda, Coser, Brighenti, Martinelli, Giacomelli, Giandonato, Mustacchio e Danti. Pallone nel mucchio, una panchina che non trova un attaccante forte fisicamente come Gianvito Plasmati, anche per questo è importante per Breda che lui possa in qualche modo resistere, anche se è anche il caso di non rischiare più di tanto, cioè non peggiorare la situazione. Ancora rimessa laterale per la squadra di casa, quando siamo a metà del primo tempo il risultato è sempre sullo 0-0. Malonga vuole girarsi, Dominique Malonga, sempre bravo a governare il pallone. Pinardi, di prima ha provato il tocco Gavazzi, era buona idea, però è stato bravo ad anticipare Totti. Trevisan, Cutolo si fa vedere del Granoce lì davanti, arriva Zeduardo a dare una mano, Farias, eccolo servito, ancora Zeduardo, buono il tocco di ritorno, Zeduardo perde il pallone, poi però ancora Farias, grande confusione, ne esce bene Alex Pinardi. Malonga, Plasmati lì davanti, si avvicina Semioli, Malonga prova il dribbling, allarga forse o prova il destro addirittura, invece di allargare per Gavazzi che si lamenta un po'. Ha provato la conclusione Dominique Malonga da posizione proibitiva, pallone alto sulla traversa. Piccioni adesso dice a Cionek di salire. Granoce, fallo su di lui, non secondo l'arbitro. Granoce si rialza, si lotta in mezzo al campo, tutto regolare. Di Matteo per Pisano, Gavazzi chiama palla Pinardi che adesso prova a prendere in mano la squadra, il tocco è per Semioli, ancora a cercare Pinardi che va a prendersi questo pallone. Trevisan su di lui, Pinardi trova lo spazio per il cross, lo effettua, ha liberato bene Cionek. Adesso prova a ripartire Farias, lì vicino per Zeduardo, occhio al contropiede del Padova, sempre veloce. Zeduardo porta palla, Granoce non taglia. Zeduardo, dribbling, ancora Zeduardo che carica il destro, centrale tra le braccia del portiere Pinsoglio, bravo però Zeduardo, parte il tiro. La risposta del Vicenza, Gavazzi. Buon pallone per Pinardi, Pinardi prova la conclusione, deviata da Trevisan, alimenta l'azione Gavazzi. Cuffa però, tocca all'indietro, Renzetti, corridoio dove c'è Cutolo, spinto e calcio di punizione.
20 al termine del primo tempo, sempre 0-0. Questa è l'azione personale di Zé Eduardo, fa tutto bene, il tiro però risulta centrale, non può creare problemi a Pinsoglio. 21 anni, è in prestito dal Parma Zé Eduardo. Il Parma lo comprò nel 2008, per lui anche un esordio in Serie A nel 2010 contro l'Inter, in totale però solo 188 minuti di Serie A per lui, capitando però sempre contro grandi squadre, la Juve, la Roma, la Fiorentina. Poi a gennaio del 2012, a gennaio di quest'anno, finito in prestito a Empoli, e da questa stagione, dall'estate, l'esperienza di Padova, non ha mai segnato in Italia Zé Eduardo, né in Serie A né in Serie B. Le indicazioni Fulvio Pea. Comincia ad assumere la fisionomia del suo allenatore, il Padova, dopo qualche impaccio iniziale, forse qualche pareggio di troppo. Pinardi, Gavazzi, sovrapposizione di Semioli. Semioli, eccolo servito, prova a puntare Renzetti. Semioli, le sue finte, tocca all'indietro per Gavazzi, taglia dentro Castiglia. Semioli ancora, c'è spazio per il cross, lo effettua. Plasmati a saltare, prova la sponda, salta a fatica Plasmati, l'abbiamo visto anche in questa fase. Pinardi, bello il tocco per Malonga, limite dell'area, prova il destro, pallone deviato, recupera però Gavazzi, anche lui il tentativo da fuori, pallone che termina alto. Un po' meglio adesso il Vicenza, dopo una fase in cui aveva subito le iniziative del Padova, dove aveva rischiato seriamente di andare sotto se Farias non avesse graziato letteralmente il portiere Pinsoglio. Rilancio di Silvestri, palla che supera la metà campo, Zé Eduardo prolunga. Semioli, sale a destra Gavazzi, i due si alternano spesso. Il cross di Semioli, forse lungo, Malonga si impegna, riesce a tenerla viva. Subito attaccato Malonga. E il fallo laterale sarà per il Padova. Zé Eduardo. Piccioni. Cerca Cuffa, sbaglia il passaggio Piccioni. Zé Eduardo in difficoltà. Forse commette fallo, non secondo l'arbitro, protesta il pubblico di Vicenza. È ripartito il Padova con Piccioni che ha servito Cutolo. Lì vicino potrebbe toccare a Cuffa e invece Cutolo fa tutto lui. Poi allarga dove c'è Renzetti che si propone come sempre. Eccolo il cross dentro per Cuffa, anticipato. Dall'altra parte però raccoglie Farias che la rimette dietro ancora per Cutolo. Col sinistro Cutolo prova a seminare il panico. Cutolo prova il sinistro, chiede il fallo di mano, guadagna soltanto calcio d'angolo. Protesta Aniello Cutolo. No, assolutamente no, ha fatto bene l'arbitro a lasciar giocare, giusto così, braccio attaccato al corpo. Calcio d'angolo per il Vicenza, andrà sempre Cutolo col mancino, occhio al suo sinistro, pallone nel mucchio, ha liberato e allontanato Gavazzi, raccoglie però Renzetti, ancora Padova. Piccioni, mezz'ora di gioco, il lancio di Piccioni preciso a cercare Cutolo, tocca a lui per ultimo e ora protesta con il guardalinee, preso di mira dai tifosi del Vicenza e anche dall'arbitro. Estrae il giallo il signor Pinzani, ammonito Cutolo. Secondo giallo nel Padova dopo Granoce, e hanno ammonito anche Cutolo. Il solo Zé Eduardo è diffidato nel Padova, mentre nel Vicenza Gianni e Castiglia. Questa è la reazione esagerata di Cutolo, per questo è arrivato il giallo. Granoce, Cuffa, Cutolo prova a tenerla, c'è l'arbitro che forse un po' intralcia il cammino di Aniello Cutolo, che riparte da dietro, ancora Cutolo. Farias, buono l'aggancio, sale a destra Legati, ha spinto meno sulla destra Legati rispetto a Renzetti.
Eduardo, ancora Legati, tocco di ritorno di nuovo per Eduardo, buon lavoro però di Semioli, che si sta dando molto da fare anche in fase di copertura. Si lotta sul filo del fallo laterale, non riesce a uscire Semioli, adesso raddoppio di marcatura e alla fine si ripartirà da calcio d'angolo in favore del Vicenza. Poco aiutato qui Franco Semioli dai suoi compagni. Intanto il brusio che sentite è per Cutolo, preso di mira dal pubblico di Vicenza dopo le proteste di qualche minuto fa per quel sospetto fallo di mano in area di rigore, ma insomma l'arbitro Pinzani ha visto bene. Occhio al cross di Cutolo nel mucchio di testa, è riuscito a liberare Gavazzi. Malonga raccoglie Cionek, Farias, Legati per Cutolo, finta il cross, prova adesso a metterla dentro, Granoce anticipato, Eduardo pure, e allora il Vicenza riesce a ripartire bene. La cavalcata di Di Matteo che porta palla a sinistra, si fa vedere Semioli, Malonga al centro, c'è anche Plasmati, Semioli si muove, Plasmati, il tocco di Semioli troppo corto, Cuffa ha capito tutto e viene poi trattenuto palesemente, e qui è inevitabile il giallo, ed è un giallo che poteva evitare, anche se ha avuto paura di un contropiede pericoloso Gavazzi. È il primo ammonito nel Vicenza, non era però diffidato il numero 7. Placcaggio quello di Gavazzi ai danni di Cuffa. Eccolo Cuffa, subito a Cutolo che va via, fa scorrere bene il pallone. Cutolo, attenzione, Cutolo prova il sinistro, proprio Aniello Cutolo. Padova in vantaggio al 33esimo, si sblocca il derby dopo i fischi del pubblico di Vicenza, dopo che lo avevano preso di mira. Cutolo risponde con un gol, un gran gol, un sinistro dove non arriva Pinsoglio. 1-0. Secondo gol in campionato per Cutolo, 31esimo in carriera in Serie B. Aveva già segnato alla Regina, ora col sinistro da fuori colpisce il Padova, colpisce contro il Vicenza. Il vantaggio della squadra di Fulvio Pea, 33 minuti sul cronometro. Si sblocca il derby. Gavazzi per Pinardi, ancora Gavazzi, di nuovo Gavazzi, si infila centralmente, Eduardo su di lui, Gavazzi scarica poi, largo per Semioli, cerca spazio per il cross, lo effettua, la colpisce male, pallone che termina sull'esterno della rete. Di nuovo il sinistro di Cutolo, molto angolato, palla che batte a terra prima di infilarsi davanti al portiere del Vicenza Pinsoglio. Tutta la gioia dell'attaccante napoletano. Cuffa mette giù con il petto, si muove Granoce, suggerimento largo dalle parti di Legati, subito a cercare Granoce, Pisano su di lui, intervento di Pisano. La rimessa laterale sarà per il Vicenza, perché poi alla fine ha toccato per ultimo il Diavolo. Malonga, grande aggancio, prova ad andare via però Eduardo lo ferma, il tocco all'indietro per Silvestri. Farias, c'è stato un fallo in precedenza su Granoce, calcio di punizione comandato dall'arbitro Pinzani, che insomma nei derby tra Vicenza e Padova continua a portare bene al Padova. Gli altri due che ha arbitrato il Vicenza li ha persi e ora è sotto 1-0 con il gol di Cutolo. Legati, Eduardo, Cuffa, ancora Cuffa, sempre per Legati, prova a tenerla in campo Legati, alla fine tocca per ultimo lui, si ripartirà da Pinsoglio.
Prova a farsi sentire il pubblico dello stadio Romeo Menti, prova a sostenere il Vicenza, che in questo primo tempo però non si è rivelato mai particolarmente pericoloso. Zeduardo, una buona partita quella di Zeduardo. Farias, Legati, Zeduardo, un rimpallo favorisce Pisano, che adesso può ripartire con questo lungo lancio, ma subito l'anticipo da parte di Trevor Trevisan, con Plasmati che è in chiara difficoltà fisica dopo il colpo subito qualche minuto fa. Piccioni, Trevisan per Cionek, ancora Trevisan, sembra gestire agevolmente il Padova questo vantaggio. Vicenza che almeno per ora non riesce a reagire. Rilancio di Silvestri preciso sul petto di Cutolo, sale a sinistra Renzetti, si fa vedere ancora Cutolo che si infila con la sua velocità, poi però viene anticipato. Prova a ripartire Castiglia, non ci riesce, sbaglia tutto qui Trevisan, consente al Vicenza di ricominciare. Gianni cerca Malonga che è riuscito ad andare via, attenzione Dominic Malonga, l'1 contro 1, salta Piccioni, ancora Malonga, vuole caricare il destro, va giù ma non c'è contatto, lascia giocare, ha ragione l'arbitro. Farias per Cutolo, chiama palla a braccia larghe e Granoce viene accontentato, sale a destra Legati con il tacco, Granoce ha provato a servirlo, chiede scusa a Legati. Dall'altra parte il Vicenza, fallo Zeduardo, calcio di punizione per l'intervento ai danni di Di Matteo. Luca Di Matteo, nato a Pescara 24 anni fa, da gennaio del 2010 gioca a Vicenza, anche se nel frattempo è andato in prestito a Lecce come lo scorso anno, ha vestito anche le maglie di Crotone, Cittadella e Palermo. Piccioni, recupera bene Gavazzi, prova a metterla dentro, ha liberato Cionek, non benissimo. Castiglia, allora ancora la possibilità per Pinardi, suo cross che viene ribattuto. Cutolo regala il pallone all'indietro a Semioli, sinistro da fuori di Castiglia, è un gran tiro il suo, di poco alto. Eccola la conclusione sul tocco di Semioli, ha provato la battuta. Riparte Silvestri, 7 minuti al termine del primo tempo, 1-0 per il Padova, decide Cutolo. Farias superato dalla traiettoria. Plasmati a lottare con Zeduardo, riesce a metterla giù. Castiglia, Pinardi, sale a destra Gavazzi, Semioli di fronte a lui, lo sguardo al centro di Gavazzi, prova a toccare per Semioli, un gran pallone, colpo di tacco, ancora a cercare Gavazzi, era buona l'idea, ha chiuso la difesa del Padova ma non è finita. Pinardi viene fermato da Renzetti, Renzetti può liberare. Farias, Cutolo lì vicino, chiama palla, Farias ancora, le finte del brasiliano, ecco il tocco per Cutolo, lascia partire il cross per Granoce, non ci arriva Granoce, sarà calcio d'angolo anticipato dall'altra parte, Legati dall'intervento in copertura di Di Matteo. Sempre Cutolo alla battuta di questo calcio d'angolo. Possiamo dire che i fischi lo hanno caricato, è lui a decidere il derby per ora. Occhio al cross di Cutolo, l'uscita sicura di Pinsoglio, fa ripartire Pinardi che porta palla largo a destra, è pronto a ricevere Castiglia. Qui c'è fallo, un fallo netto ai danni di Camisa, calcio di punizione. Farias, giallo anche per lui. Ci sta, giusta la decisione dell'arbitro. 3 ammoniti nel Padova, Cutolo, Farias e Granoce.
Calcio di punizione interessante questo per il Vicenza quando mancano 4 minuti e mezzo alla fine del primo tempo. Le indicazioni del portiere Silvestri, Alex Pinardi sul punto di battuta. Va Pinardi col destro di testa, ha liberato Trevisan. Ancora Pinardi. Gavazzi. Finta il cross, poi lo effettua dentro. Non arriva Silvestri, Malongà la rimette e sulla linea. Si salva il Padova con Trevisan. L'ex di questa sfida nega la gioia del gol a Malongà, che aveva colpito bene e non era facile. Eccolo il cross, male in uscita Silvestri, Malongà destro che girava, forse sarebbe entrato all'incrocio dei pali. Di testa Granoce. Segnali di risveglio importanti però per il Vicenza in questo finale di tempo. Gavazzi si occupa del fallo laterale, dietro per Camisa, anzi per Pisano. Di Matteo. Gianni lascia partire il cross col sinistro, Plasmati di un soffio alto. L'occasione anche per Gianvito Plasmati, che ha provato a colpire. 2 occasioni nel giro di 30 secondi per il Vicenza. Prima Malongà, salvataggio sulla linea di Trevisan, ora Plasmati, colpo di testa. Segnali importanti per Breda in vista della ripresa. Di testa Granoce, 2 volte. Zeduardo. Pallone che termina lontano, si ripartirà dal rinvio di Pinsoglio, anche se c'è un giocatore a terra per il Vicenza. Castiglia si rialza anche se un po' a fatica. Di nuovo l'uscita spericolata di Silvestri, poi il destro di Malongà. Difficile stabilire se la traiettoria del francese sarebbe finita all'incrocio dei pali, però l'impressione è che il giro fosse quello giusto. Pinardi. Camisa sbaglia, regala il pallone a Zeduard. Farias, largo dalle parti di Legati. 2 minuti al termine del tempo. Ancora Legati. Gianni di fronte a lui, vuole il duello Legati. Viene chiuso da Gianni, si guadagna un fallo laterale il Vicenza. Anzi, una rimessa dal fondo. Infatti si è ripartiti da Pinsoglio. Pinardi, subito corridoio per Semioli. Renzetti su di lui, Semioli prova a girarsi. Cerca spazio, trova il cross col sinistro, Piccioni è liberato. Ancora però Castiglia, prova lui da fuori. Il pallone che termina largo. Bravo però nell'inserimento Castiglia, controllo e tiro. Eccolo qui. In questo finale di tempo un buon Vicenza a cercare la reazione dopo il gol di Cutolò. Plasmati, ottimo l'aggancio. Si gira Plasmati, difende il pallone, poi però lo recupera Farias. Legati, Farias, Legati ancora, Granoce, tutto di prima. Legati in verticale, Cutolo in fuorigioco. Calcio di punizione. Gianni cerca Plasmati, spinto, lo vede l'arbitro. Trevor Trevisan ha commesso fallo. Non è d'accordo il capitano del Padova. Calcio di punizione per il Vicenza. (29 anni per Trevor Trevisan, dal 2009 a Padova, ex Pisa e come detto anche ex Vicenza. Solo una stagione però, 2005-2006, con 22 partite in Serie B senza gol. Tra l'altro da ex Trevisan ha già segnato un gol contro il Vicenza, anche se quel derby finì male, lo vinse il Vicenza 2-1 all'Euganeo. Era il 28 novembre del 2009. 1 minuto di recupero concesso dall'arbitro. Questa può essere l'ultima chance per la squadra di Roberto Breda. Pinardi sul pallone. Anche Castiglia sembra intenzionato ad andare Alex Pinardi. Parte Pinardi sulla barriera. Pisano, Camisa, occhio a questa opportunità. Plasmati fa sponda direttamente tra le braccia del portiere
Silvestri che può bloccare agevolmente. Granoce riesce ad agganciare, cerca Cutolo, c'è una deviazione, la rimessa è per il Vicenza, ma scade ora il minuto di recupero concesso da Pinzani. Vicenza 0, Padova 1. Decide per ora il gol di Cutolo, super spot e poi di nuovo qui. Aperol Spritz. Da oggi l'aperitivo è di casa. Vince il Padova al termine dei primi 45 minuti, è un bel derby però tirato, con un Padova che ha avuto la meglio grazie al gol di Cutolo per ora, un Vicenza che subiva ma che proprio alla fine del primo tempo, negli ultimi minuti, negli ultimi 10 minuti, ha collezionato almeno 2 o 3 occasioni da gol che fanno ben sperare Roberto Breda, il suo allenatore, in vista del secondo tempo. È un derby tutto da vivere nella ripresa, da non perdere. Torniamo tra poco dallo stadio Romeo Menti. Alex Pinardi, serve la sua classe, la sua esperienza al Vicenza per rimettersi in piedi, per rimettersi in corsa in questa sfida. Adesso vedremo se ci sono stati dei cambi nel Padova in campo. Già Cuffa, Piccioni, il capitano Trevisan, stanno arrivando gli altri, Farias, Granoce, Renzetti. Non dovrebbero esserci sostituzioni nella Padova di Fulvio Pea, non sembrano esserci neanche nel Vicenza. Manca soltanto Gianvito Plasmati, non a caso, era l'uomo più in dubbio se vogliamo perché ha subito un colpo durante il primo tempo. Plasmati c'è e quindi continua a stringere i denti il centravanti nato a Matera. E allora squadre confermate, Padova che darà il calcio d'avvio di questa ripresa. Inquadrato l'arbitro Pinzani di Empoli, che è pronto a dare il fischio d'avvio di questo secondo tempo. Tanto c'è un problema alla maglietta per Renzetti, se non sbaglio, che tra l'altro la sta indossando al contrario. Adesso gliene hanno data un'altra, forse era strappata quella con cui era rientrato in campo in questa ripresa. Si comincia, si parte con il secondo tempo e si riparte dall'1-0 in favore del Padova, quello firmato, deciso da un gol di Cutolo. Nessun cambio, confermo, né da una parte né dall'altra. Pisano, cercare Plasmati che però viene superato dalla traiettoria. Cuffà se la cava bene, cerca Zé Eduardo, più aggressivo il Vicenza in questo avvio. Castiglia, Semioli, cerca spazio per il cross, 2 su di lui, sbaglia tutto però Zé Eduardo. Allora Castiglia riesce a recuperare su Farias, occhio al traversone, Silvestri attento. Intervento di Castiglia che va nettamente sul pallone, come avete visto. Il rilancio lungo da parte di Silvestri, palla che arriva dalle parti di Castiglia, che senza rischiare chiama in causa Camisa. Pinsoglio, qualche brivido sulla pressione di Granoce. Può avanzare Gavazzi sulla corsia di destra, il suo controllo. Pinardi, fallo laterale guadagnato dal Vicenza. Telecamere per Zé Eduardo. Di Matteo, Pisano, il sinistro ad aprire dalle parti di Gavazzi che mette giù con il petto Gavazzi. Renzetti fa buona guardia.
Farias. È partito Cutolo, il servizio per lui, forse troppo lungo, non ci arriva Cutolo. Pinardi, Castiglia, in verticale, trova Plasmati, ora Malonga. Di Matteo, ancora Castiglia. Tocco largo dalle parti di Gavazzi. Al centro è pronto Plasmati. Gavazzi lascia partire il cross per Plasmati che fa sponda. Malonga col destro ribattuto. Ci prova ancora Malonga, ma alla fine se la cava il Padova. L'occasione per il Vicenza. Sbaglia Camisa, rimessa laterale in favore del Padova. Buona partenza però della squadra di Breda, così come aveva finito il primo tempo. Bella la sponda di Plasmati, Malonga giù col petto, subito il destro e Cionek sulla traiettoria provvidenziale. Ora Granoce sfida in velocità Pisano, commette fallo però. Non è d'accordo con la scelta dell'arbitro. Di nuovo la sponda di Plasmati e il destro a colpo sicuro di Malonga. È stato bravo Tiago Ranciel Cionek, 26 anni, brasiliano di passaporto polacco, è arrivato in estate a Padova dopo 4 anni proprio nel campionato polacco. Una bella scoperta, sta facendo molto bene in questo avvio di campionato. Di Matteo, uno sguardo al centro. Parte il cross basso, libera Cuffa in qualche modo, poi Zoe Edoardo a cercare lo scatto di Granoce. Pisano. Camisa, senza rischiare per Pinsoglio. Ancora Camisa. Pressione di Cutolo. Gavazzi. Pinardi. Di Matteo, subito largo per... controllo di Gianni che ha provato il cross, pallone subito allontanato da Piccioni, lo rimette giù ancora Pisano. Pinardi, Gavazzi, chiede palla a Semioli, subito accontentato. Trevisan, Semioli prova il cross, colpo di testa a liberare della difesa del Padova, ancora però Pinardi. Buon approccio del Vicenza in questa ripresa, Semioli. Pinardi. Costretto a indietreggiare Di Matteo. Pisano, lancio lungo a cercare Plasmati che gira di testa, libera male Trevisan, prova il destro a colpo sicuro Di Matteo, pallone ribattuto. Ancora Gavazzi, l'uno contro uno, Gavazzi trova il destro dentro, Silvestri riesce a bloccare. Sbaglia Trevisan, lo vediamo qui, destro di Di Matteo. E qui è da rivedere se c'è stato un tocco con il braccio. Poi la regia di Carlo Religioso probabilmente ce lo riproporrà. Intanto Granoce è bravo qui in pressione, chiama palla Cutolo. Granoce con l'esterno, il servizio per Farias, col tacco, invenzione, prova a metterla dentro Legati, pallone allontanato. Che numero di Farias? Zeiduardo. Avanza il brasiliano, ancora Edoardo, prova il sinistro, deviato. Semioli, di prima per Plasmati che non può arrivarci. Fallo di Pinardi, calcio di punizione. Primo cambio e il Vicenza a effettuarlo. Esce Di Matteo. Giandonato in campo al posto di Di Matteo. Giandonato che proprio al posto di Di Matteo era dato nelle formazioni della vigilia. E adesso andrà lui a centrocampo. Vediamo come cambia tatticamente il Vicenza dopo questa scelta di Breda. Intanto guadagna campo la squadra di casa. La rimessa laterale già battuta. Semioli ha provato col sinistro, si era liberato bene, ha colpito male però.
fa tutto bene con il petto, prova poi a calciare col sinistro, la colpisce male, c'era anche Malonga liberissimo, forse Semioli avrebbe potuto dargli uno sguardo. C'è l'intervento con Trevisan che, vedete, allarga il braccio, non credo però che sia stato colpito con il braccio il tiro di Di Matteo. C'è un cambio anche nel Padova con l'inserimento di Franco al posto di Trevisan. Non credo ci sia un problema fisico per Trevor Trevisan, forse l'ha visto un po' in difficoltà Fulvio Pea. Dentro allora numero 3 del Padova, Michele Franco, 27 anni, la sua seconda stagione con il Padova. Non cambia nulla tatticamente, adesso Franco sul centro-sinistra vicino a Piccioni. La rimessa per il Vicenza, si incarica della battuta Gavazzi, Pinardi si gira, riesce ad andare via molto bene Pinardi, cerca spazio Alex Pinardi, lascia via Semioli, lascia partire il cross, non male per Plasmati che viene anticipato da Piccioni, prova Gianni da fuori, la parata di Silvestri. Tentativo col sinistro di Nicolas Davis Gianni, 26 anni, nato a Como, dal 2008 gioca al Vicenza, ha segnato un gol in Serie B in carriera contro il Bari il 20 maggio di quest'anno. Pisano cerca Malonga, Plasmati riesce a toccare questo pallone, a spizzarlo per l'inserimento di Castiglia, ma in netto vantaggio José Eduardo. Cionek di testa prolunga Granoce, prova a tenerla Farias. Eduardo avanza col sinistro, il nuovo entrato Franco. Renzetti diventato capitano dopo l'uscita di Trevisan. Farias, azione personale, va via il brasiliano. Farias ancora col tacco, serve Cutolo, pallone sul destro, lo prova Cutolo, ancora Cutolo, la doppietta di Aniello Cutolo al 10° minuto, il raddoppio del Padova allo stadio Romeo Menti, sotto la curva dove sono posizionati i tifosi del Padova, tutta la gioia di Cutolo, terzo gol in campionato, prima doppietta stagionale per lui. Dopo un buon avvio del Vicenza, il Padova colpisce di fatto la prima opportunità. Grandi meriti a Farias che si è inventato un assist partendo da solo, guardate qui col tacco, Cutolo prende palla e mancino, ma col destro all'occorrenza sa colpire, lo ha dimostrato Cutolo. 2-0. Adesso è dura davvero per il Vicenza. 2 volte Cutolo, che non aveva mai segnato al Vicenza in Serie B in carriera, arriva a 32 reti nel campionato di Serie B. Aniello Cutolo. Giandonato scambia con Gianni, ancora Giandonato, cerca Plasmati, pallone troppo lungo per lui. Silvestri, Piccioni trova il varco, pallone però deviato, e allora Pisano può ripartire per il Vicenza. Difesa del Vicenza che in questa ripresa passata a 4 con Gavazzi largo a destra, con i 2 centrali Camisa Pisano, con Gianni che fa il terzino sinistro. Modulo cambiato con l'ingresso di Giandonato. Farias in grande spolvero, buono il tocco per Cuffa, tocco largo per Renzetti che sale, cerca spazio, riesce a crossare, pallone deviato però. E allora Vicenza che cerca di ripartire. Semioli dice a Plasmati di avvicinarsi. Pinardi, Castiglia è lì vicino, il tocco è per Malonga. Malonga può affrontare Cionek, Malonga prova il destro deviato, sarà calcio d'angolo, la giocata di Malonga.
sul primo dribbling sempre pericoloso. Dominique Malonga, vedete, grande facilità, palla al piede il ragazzo francese, qui prova il destro deviato, si guadagna il corner. 12 minuti di gioco, di testa ha messo fuori Eduard. Può avanzare Gavazzi, scarica per Giandonato che sbaglia però. Eduardo allora apre il contropiede del Padova. Cutolo, è partito Farias, preferisce pazientare Cutolo, eccolo il tocco per Farias, ancora lo scambio tra i due giocatori di maggior qualità presenti in campo. Cutolo stavolta sbaglia, Giandonato ritarda il passaggio e allora capisce tutto, riparte molto bene il nuovo entrato Franco. Franco fino in fondo, attenzione, Franco col sinistro, può metterla dentro per Farias, grande assist man, ma sotto porta Farias, si divora il secondo gol della sua partita, incredibile. In fase di appoggio è stato decisivo Farias, ma sotto porta deve migliorare, si era già divorato un gol nel primo tempo, ora grazie al Vicenza ancora una volta. Pinardi, Giandonato, Semioli, Pinardi, lascia partire il cross, Piccioni va in anticipo, la rimessa per il Vicenza, Semioli, ancora Semioli, trova lo spazio per il cross, Plasmati prova a saltare, anticipato da Piccioni, Granoce a dare una mano. Pisano col sinistro ancora a cercare la testa di Plasmati, al volo poi Gavazzi la colpisce male. Un altro cambio per il Padova, sta per entrare De Vitis con il numero 20, figlio d'arte, figlio di Antonio De Vitis. Il papà segnò 135 gol in Serie B, sicuramente vedeva più la porta rispetto a Farias, mi permetto di dire, Totò De Vitis. Ed esce proprio Farias, gran partita nella veste di assist man, da migliorare sotto porta, poca freddezza per questo ragazzo brasiliano che comunque ha grandi numeri dal punto di vista tecnico. Dentro De Vitis al suo posto, classe 92, Alessandro De Vitis, nato a Verona, ha fatto la trafila nelle giovanili della Fiorentina, poi il Parma dove è diventato un pilastro della primavera. Nella scorsa stagione è andato in prestito a Modena, segnando 2 gol, giocando 24 partite. Con il Padova, questa è la prima stagione, ha già segnato un gol il 3 settembre contro il Livorno. Gavazzi, 15 minuti, mezz'ora al termine, mezz'ora di speranza per il Vicenza. Pinardi cerca Malonga, buono l'aggancio con il petto, Malonga 2 su di lui. Malonga va fino in fondo, trova lo spazio per mettere dentro, libera Franco però e spazza via Legati. Granoce lotta con Pisano, alla meglio il difensore, Cuffà, De Vitis tiene il pallone in campo il Vicenza. Malonga trova il varco, gran palla di Malonga, Casteglia prova col sinistro a servire dentro Plasmati, ma si difende bene il Padova. Pisano, largo per Gavazzi, non marca certo la buona volontà al Vicenza. Semioli lascia partire il traversone, troppo corto, guadagna però un calcio d'angolo dopo l'intervento di De Vitis. Somiglia molto a papà Antonio, Alessandro De Vitis, non come ruolo visto che lui è un centrocampista. Occhio al pallone dentro, Malonga la gira, centrale però Silvestri. Rilancio lungo del portiere del Padova. Di testa Piccioni, Eduardo la controlla servendo a destra Legati. Pisano anticipa Granoce, dall'altra parte a spingere ancora Legati, tocco all'indietro rischiosissimo, deve uscire Pinzoglio col petto, bravo. Fallo su Plasmati, calcio di punizione.
Era critica la situazione per Pinsoglio, che invece molto tranquillamente se l'è cavata. Pinardi, largo con l'esterno, dove trova Semioli. Ancora Pinardi, lascia partire un cross basso, libera facilmente Franco. Alla caccia del pallone Zeiruard. È un giocatore molto utile il brasiliano Zeiruard. Qui va a difendere il pallone con il corpo, viene spinto da Gian Donato, si guadagna un calcio di punizione. Pronto un altro cambio nel Vicenza, che sta per entrare con il numero 17 al posto del numero 28 Gianvito Plasmati, che non ce la fa, ha giocato in condizioni critiche da quando ha subito quel colpo. Entra Domenico Danti al suo posto. (23 anni), nato in provincia di Cosenza, Domenico Danti disputò una partita in Serie B col Vicenza il 30 di agosto del 2011 contro il Sassuolo, poi non ha più giocato nella scorsa stagione, è finito a gennaio a Terni, dove ha conquistato la promozione in Serie B con la Ternana. Il suo cartellino è in comproprietà con il Siena. Danti, che in carriera ha segnato un solo gol in B quando vestiva la maglia della Regina sul campo del Toro il 18 aprile del 2011. Ora prende il posto di Plasmati, anche se adesso è Malongà a fare la prima punta e Danti a partire largo a sinistra. Pisano, Pinardi cerca Malongà, spazza via Renzetti, a saltare Pinardi, pallone che filtra, Danti prova a tenerla, Danti va giù ma non c'è fallo secondo l'arbitro. Riparte allora De Vitis, che regala il pallone a Gavazzi. Pinardi trova il varco, trova Semioli che se la porta avanti, Semioli la tiene viva, anche se riesce a liberare per un momento Cuffa. Ancora Pinardi, Zeduardo libera in qualche modo, Gian Donato raccoglie col destro, allarga, sempre per Pinardi, ci sta provando il Vicenza, eccolo il cross, Piccioni a liberare, Cuffa poi non spazza benissimo, Pinardi può metterla giù di nuovo, cerca Malongà che però rimane fermo, ancora però Malongà al volo, la risposta di Silvestri, sarà calcio d'angolo. Pallone che ha colpito il palo esterno probabilmente, attenzione, destro di Malongà. Sì, il palo esterno a salvare il Padova. Si è allungato Silvestri, palla che colpisce il palo, infatti non si riparte da calcio d'angolo. Aggancia, almeno prova a farlo Granoce. È un Vicenza che comunque sotto di 2 gol non si è fatto abbattere più di tanto, si è provato a testa bassa a rimettersi in gioco e qui avrebbe probabilmente meritato il gol, perché sta attaccando davvero con grande impegno la squadra di Breda, non è particolarmente fortunata. Bell'anticipo da parte del numero 18 Camisa, il tocco è per Malongà, ancora Camisa che si propone, parte il traversone, di testa Zeiruard, Gian Donato la mette giù, ancora Gian Donato, pallone filtra, Danti, Domenico Danti, ma è tutto annullato perché arriva addirittura un giallo, ha controllato con il braccio, dice l'arbitro, da rivedere. Qui c'era stato un liscio, se non sbaglio, di Cionek con Domenico Danti che ne aveva approfittato. Vediamo, la posizione è regolare, liscio, probabilmente con il braccio sinistro se l'accomoda Domenico Danti, sotto porta, non aveva sbagliato, sì, la tocca con il braccio, volontariamente, poi batte il portiere Silvestri. Solo illusione del gol per il Vicenza, che però vedete ci riprova ancora, un Padova che in questo momento fa un po' fatica. Semioli, Gavazzi prova a spingere, salta Cuffa, Renzetti riesce a fermarlo, Pinardi, ma sarà fallo laterale.
Superato il 20° minuto di gioco, 2-0 per il Padova, 2 volte Cutolo, è un Vicenza con il cuore. Giandonato di prima, libera Cuffa però, De Vitis, Zeduardo, Granoce, Legati in corridoio verticale per Zeduardo, lotta Zeduardo, poi commette fallo, calcio di punizione. Pinardi ad allargare dalle parti di Gavazzi, si propone, riceve Semioli, attaccato da 2 avversari, se la cava servendo ancora Gavazzi. Pinardi, bene per Semioli, ottimo l'aggancio, Semioli prova il cross, attraversa tutta l'area di rigore, dall'altra parte non riesce ad arrivare Danti, ci riprova il Vicenza, spazza via De Vitis. L'aggancio di Giandonato, non riesce a uscire il Padova. Bella l'apertura, Semioli col petto, Gavazzi subito col destro, ancora Gavazzi, ancora un'opportunità per lui, carica il sinistro, pallone troppo debole, ma ancora Gavazzi, Cuffa prova a tenerlo, subisce fallo, dice l'arbitro, per le proteste del pubblico di Vicenza. E di nuovo la regia del nostro Carlo Religioso ci ripropone il fallo di mano di Danti, che poi aveva realizzato il gol del 2-1, ma c'era stato il fischio precedente del direttore di gara. Giandonato, di testa buono l'anticipo di Renzetti, ottimo l'aggancio di Granoce, aspetta sulla destra Legati, va via Legati, si propone lì davanti Cutolo, il velo, gioca con De Vitis, poi Cutolo prova il cross, debole, nessun problema per il suo portiere, per il portiere del Vicenza Pinsoglio. Gavazzi, 25 sul cronometro, pronto Martinelli nel Vicenza. Terzo ed ultimo cambio per Breda. Pinardi, Gavazzi, Zeduardo su di lui, Gavazzi, il tocco è fuori, Giandonato, zona tiro, la colpisce cercando il tiro a giro, esce fuori una conclusione, inizialmente non sembrava pericolosa, poi se diamo un'occhiata alla traiettoria il pallone non finisce tanto al di là, anche se con lo sguardo, avete visto, Silvestri aveva controllato il destro di Giandonato. Esce Pisano dentro Martinelli, fuori un difensore, dentro un difensore. Vediamo come cambia il Vicenza, mentre è pronto un cambio anche per Pea, che sta inserendo Raimondi, il ragazzo cresciuto nei giovanili del Padova, è lui che ha deciso il derby col Verona, sostituisce chi per ora decide il derby con il Vicenza, Cutolo, che forse ha una noia muscolare all'altezza della gamba destra, viene fischiato ancora dai tifosi del Vicenza, ma i fischi non hanno portato a nulla, è lui a decidere questo derby con una doppietta splendida dentro Raimondi. Forse si tratta soltanto di crampi per Cutolo, che comunque lascia il campo con un voto altissimo in pagella. Eccolo Raimondi, Raimondi prova a essere subito protagonista, mette dentro Raimondi, ma è bravo Pinsoglio ad agganciare un pallone difficile. Semioli trova il varco per servire Malongà, l'anticipo di Franco, inserito molto bene in partita Franco dopo che ha preso il posto di Trevisan. A lottare con Giandonato, la rimessa per il Vicenza. Malongà si muove lì davanti Semioli, Malongà tra due, se la cava bene, trova proprio Semioli su quella corsia, davanti c'è Renzetti, Semioli se ne va, lascia partire il cross, interessante di testa Piccioni però. Danti non è esattamente
uno specialista nel gioco aereo, vista anche l'altezza. Zé Eduardo, buon pallone per Cuffà. Granoce prova lo scatto, Granoce e Martinelli riesce a cavarsela. La rimessa è per il Padova. Granoce va a posizionarsi al centro, Granoce che non ha trovato il gol neanche oggi, almeno per ora, però che lavoro il suo, di grande generosità. La rimessa di Renzetti, Granoce, Giandonato, Granoce si rialza, Giandonato la meglio, poi si lotta con Raimondi, Renzetti, 2 su di lui, Renzetti prova a passare, non ci riesce, Pinardi fa ripartire Semioli, Cuffa su di lui, ancora Semioli, riesce a toccare al centro ma è pronto De Vitis che viene forse trattenuto, lascia giocare l'arbitro. Piccioni, Cuffa, Raimondi, Malonga, sempre bravo nella difesa del pallone, suggerimento per Semioli, Gavazzi e ora Giandonato. Rimessa laterale in favore del Padova, 29 minuti di gioco, sempre 2-0 per la squadra di Fulvio Pea. Potrebbe arrivare seconda vittoria di fila, sempre in un derby dopo aver battuto il Verona in casa. Potrebbe arrivare tra l'altro la prima vittoria in trasferta per il Padova. De Vitis, la caccia del pallone, Legati, Granoce cerca il tocco di ritorno ancora per Legati che però viene trattenuto, dice l'arbitro, calcio di punizione in favore del Padova. A saltare Granoce, la sponda riesce per Zé Eduardo. Recupera però il Vicenza che adesso prova a ripartire. Semioli è bravo a difendere il pallone. Gavazzi si infila bene tra due avversari, poi il tocco ancora per Semioli, spazio buono per lo effettua subito, ha liberato Franco. Pinardi, ancora un traversone dentro per Malonga che non ci arriva, Piccioni libera, poi Gianni col sinistro attraversa tutta l'area di rigore. Brivido per la difesa del Padova, nessuno pronto alla deviazione vincente, però dopo la testa di Piccioni il sinistro a botta sicura. Semioli prova ad agganciare, non era facile, Renzetti su di lui, Zé Eduardo prova a tenerla, Zé Eduardo, preziosissimo il lavoro di Zé Eduardo in mezzo al campo, prova a spingere allora il nuovo entrato, attenzione alla fuga del numero 18 Raimondi che è finito a terra, per l'arbitro è tutto regolare. Lancia a cercare Malonga, di testa ha colpito Franco. Raimondi, Giandonato, 14 minuti alla fine del match e più recupero. Vicenza che ha provato dopo il 2-0 del Padova, e questo è sicuramente encomiabile, a rimettersi in partita. Lo ha fatto in tutti i modi, o almeno ha cercato di farlo in tutti i modi, creando occasioni da gol, colpendo un palo con Malonga. È chiaro che in quel momento doveva ottenere qualcosa, adesso è più difficile, sembra essere passato il momento caldo del Vicenza, che però non rinuncia ad attaccare, come vedete. Castiglia ha recuperato terreno, Cionek, il brasiliano, prova il rilancio lungo. De Vitis, Granoce è partito a destra, Legati, buon pallone per Raimondi che però non lo tiene.
e allora ne approfitta Gavazzi. Prova a spingere Gavazzi e alla fine tocca per ultimo il numero 7 e non riesce anzi riesce ugualmente a ottenere almeno il fallo laterale. No, il fallo laterale è proprio per il Padova, infatti lo ha battuto in questo momento Renzetti. Ha recuperato il Vicenza con Camisa che tocca lì vicino per Gianni. Il fischio dell'arbitro, forse ha visto un fallo di mano nell'aggancio di Gianni, eccolo qui. Ma insomma qui la controlla con il piede, palla che va addosso al braccio. Difficile stabilire se fosse volontario o meno. Di testa prova a saltare Raimondi ma non arriva su questo pallone. Passano secondi preziosi per il Padova. Giandonato. Castiglia allargato per Danti che prova a cercare spazio. Pinardi, ancora Danti. Cerca spazio per mettere dentro, ottimo il numero di Danti, va fino in fondo, prova il cross, si guadagna un calcio ad angolo. Sicuramente è entrato bene in partita questo ragazzo. Ci riprova il Vicenza, ma qui non guadagna neanche la rimessa laterale. Forse avrebbe meritato un po' più di fortuna in questo derby il Vicenza. Un gol poteva starci per quello che si è visto. La gioia negata dal palo su tiro di Malongà. Preoccupato Roberto Breda anche perché cominciano a mancare i risultati. Vicenza che ha già perso in casa il primo derby di stagione contro il Verona per 3-2 e ora è sotto di 2 gol con il Padova quando mancano ormai 10 minuti alla fine del match. Giandonato cerca il tocco in verticale, ha recuperato il pallone molto bene Cionek, poi lo allarga dalle parti di Garanoce, fuori gioco, ravvisato dal guardalino. Leggermente al di là la sensazione. Gavazzi, Semioli si fa vedere lì vicino, anche Pinardi arriva, cerca il varco Pinardi con un po' di fortuna, riesce ad andare via, mette dentro e qui l'intervento di Franco che ha rischiato un po', ha rischiato quasi l'autogol. Sarà calcio d'angolo per il Vicenza che non molla, che con il cuore ce la mette tutta. Occhio al corner, pallone dentro, Piccioni a saltare, palla che resta lì, prova a girarla in qualche modo Martinelli, ha liberato la difesa del Vicenza, del Padova scusate. Cuffà con una spinta, calcio di punizione. Chiaro che un gol del Vicenza adesso incendierebbe il finale di questo derby. Giandonato trova Danti e Silvestri la blocca. Posizione regolare di Danti che ha provato subito il tocco dentro. Non troppo angolato. È un Padova che dopo il gol del 2-0 si è messo lì ad aspettare. In realtà è tutto il secondo tempo che la squadra di Pea è in attesa dell'avversario. Nel secondo tempo ha di fatto colpito nell'unica opportunità che ha avuto, merito di Farias, che in realtà successivamente ha anche avuto l'opportunità per chiudere la partita, bisogna dirlo. Farias
è stato bravissimo in qualità di uomo assist, un po' meno in fase realizzativa, si è divorato 2 gol oggi, uno nel primo tempo, uno nel secondo. Quest'ora il risultato poteva essere molto più pesante. Occhio a Edoardo per Raimondi che vede Legati, cerca spazio Legati, poi lascia lì il pallone e Castiglia ne approfitta. Danti, il lancio di Gianni a cercare Malonga, ma c'è Piccioni ben posizionato, Pinardi può metterla giù, lancio con il destro e profondità, c'è Malonga, lo scatto impossibile per lui arrivare fin lì. Legati, Piccioni, Silvestri, non ha fretta ovviamente il Padova, fa girare il pallone, è un po' stanco il Vicenza, lancio in profondità, Cuffa di testa per il controllo di Legati, Pinardi trova molto bene Semioli, ancora Pinardi, prova ad avanzare, c'è Castiglia che si muove lì davanti, si fa vedere anche Malonga, ovviamente il lancio è per lui ma fuori misura, e Fulvio Pea ha qualcosa da dire ai suoi. Renzetti, lancio col sinistro, lo scatto da parte del Diablo Granoce, prova a tenerla, ci riesce in qualche modo Granoce, si muove lì davanti Raimondi, ma ha recuperato il Vicenza. Giandonato, Pinardi per Gavazzi, lo attacca Cuffa, Pinardi, lo scatto di Semioli, pallone lungo, Franco in vantaggio e si guadagna un fallo laterale. Franco, la rimessa è per il Padova, 40 i minuti in questa ripresa, 2-0 per il Padova. Legati, lo scatto in profondità di De Vitis, eccolo servito, al centro è pronto Raimondi, De Vitis, buono il controllo, Raimondi si stacca, si fa vedere, riceve, arriva Cuffa, Raimondi, Raimondi col destro, pallone deviato, ancora Raimondi, Gavazzi mette giù, Semioli si fa vedere, eccolo servito, ancora Gavazzi, Pinardi, l'apertura con il destro a cercare larghissimo Danti dall'altra parte, fuori gioco però secondo l'assistente, allora calcio di punizione in favore del Padova. Padova che è imbattuto in casa, che prima di oggi non aveva mai vinto in trasferta, forse per i più scaramantici è presto per dirlo, però insomma il Padova è vicino alla prima vittoria in trasferta, una vittoria sicuramente importante e prestigiosa in un derby come quello contro il Vicenza oggi allo stadio Menti. Avanza Edoardo, Piccioni, Franco col sinistro, serve Raimondi, prova a tenerla, fallo laterale sarà per il Vicenza, sembra aver perso le speranze, sembra essere molto stanca la squadra di Breda. Giandonato è entrato nel secondo tempo, c'è spazio per lui, avanza Giandonato, sbaglia però il tocco largo, Legati non arriva, c'è Gianni che recupera, interviene Cionek con un fallo forse, non secondo l'arbitro, rimessa laterale per il Vicenza, si incarica Danti della battuta, occhio al pallone dentro all'indirizzo di Pinardi che prova a saltare, attenzione, ancora possibilità, Malonga rimane fermo, palla che arriva dove c'è Gavazzi, Pea richiama i suoi, Pinardi, Malonga di vicino per il destro provato da Castiglia, l'ennesimo tentativo di Castiglia da fuori, ha già provato spesso in questa gara ma non ha mai centrato la porta.
Gavazzi, ancora per Semioli, le ultime speranze per il Vicenza. Semioli cerca spazio, si accentra, cerca poi Giandonato che serve ancora Gavazzi, lì vicino il tocco per Pinardi, parte il cross, troppo debole, ha liberato Cuffà. Giandonato se la cava sulla pressione di Raimondi, Danti a saltare ma di testa la meglio Cionek. Giandonato, pallone che filtra, Semioli, Malongali vicino, Semioli calcia male, pallone che termina addirittura in fallo laterale, ha contribuito però la scivolata di Cuffà. Ancora Vicenza, ci prova in questo finale, colpo di testa ad allontanare, attenzione Pinardi, prova il destro, la colpisce davvero male, troppo debole, la conclusione finisce tra le braccia di Silvestri. 2 minuti al 90°, poi inizierà il recupero. Gavazzi, Giandonato, Gianni, Danti, Pinardi, sale a destra Gavazzi, Semioli tiene il pallone in campo, lo sguardo al centro, Pinardi sbaglia a prolungare, ne approfitta allora il Padova che può ripartire con Cuffà. Raimondi, Cuffà, intervento in gioco pericoloso di Castiglia, calcio di punizione in favore del Padova. Eccolo qui Raimondi, tocco morbido, serve ancora Cuffà, l'intervento è nettamente irregolare da parte di Castiglia, calcio di punizione per il Padova. Non è un Padova che prende quota dopo l'avvio iniziale così un po' difettoso, adesso la squadra comincia a essere davvero una squadra di Fulvio Pea, così come avevamo riconosciuto il Sassuolo durante la scorsa stagione. È un Padova che con questi 3 punti può salire a 13. Ricordo partiva con il -2 di penalizzazione, sarebbero 12 quelli totalizzati sul campo. Sale a 13 in classifica il Padova e agguanta momentaneamente il Varese, la Ternana e lo Spezia che però hanno una partita in meno. Sale a -2 dal Verona. Un Padova che in un colpo solo stacca Modena, Brescia-Juve Stabia in particolare perché hanno giocato ieri, Juve Stabia vincendo per 2-1 sul Bari, Brescia perdendo per 4-2 a Novara. 3 minuti di recupero concessi dall'arbitro. Piccioni, Legati, Cuffà, viene fermato, la rimessa laterale per il Padova. Bisogna aspettare, dice l'arbitro, ci sono 2 palloni in campo. Legati per Cuffà. E ancora rimessa laterale per la squadra di Fulvio Pea. Cuffà. Ancora rimessa laterale, il pallone rimane lì, si gioca poco in questo recupero, se n'è andato il primo minuto, ne mancano 2. Ormai il risultato è in cassaforte per il Padova, a saltare Granoce. Si ripartirà dal portiere Pinsoglio. Ormai seduto Roberto Breda. Vicenza che secondo me ha la colpa di aver di fatto non giocato la prima mezz'ora di gioco, quella del primo tempo. Merito del Padova sicuramente, insomma, che è stato migliore, è stato più forte, però Vicenza non ha creato nulla nel primo tempo, invece poi ha dimostrato negli ultimi 10 minuti della prima frazione di gioco e nel secondo tempo di saper creare. Forse perché il Padova gliel'ha concesso. Attenzione, Granoce
arriva Raimondi, Granocci, la sua finta, il pallone resta lì, attende l'arrivo di De Vitis che calcia col destro, la colpisce male. Pinardi, Semioli, pallone deviato nell'intervento di Renzetti, 30 secondi alla fine del recupero, prova almeno a chiudere in avanti il Vicenza. Pinardi per Giandonato, Gavazzi, va via Semioli, Zeduardo su di lui, Semioli, Zeduardo, affonda il tackle. Gran partita quella di Zeduardo, finisce qui, braccia al cielo per quelli del Padova. Fulvio Pea esulta in panchina, ha vinto il derby la Padova, il secondo derby consecutivo vinto dopo quello contro il Verona Leuganeo, 2-0, doppietta di Cutolo per il Vicenza, una sola vittoria nelle ultime 7 partite, quarta sconfitta nelle ultime 4 gare contro il Padova in campionato. Evidentemente il derby Vicenza-Padova negli ultimi tempi ha preso questa direzione. Super spot e poi di nuovo qui. Gli abbracci in mezzo al campo, i complimenti soprattutto a Daniello Cutolo, l'uomo che ha deciso questa sfida, una sua doppietta per il Padova che vince 2-0, un secondo derby consecutivo vinto dalla squadra di Pea dopo quello con il Verona Leuganeo. Arriva la vittoria di Vicenza, un Padova che sale in classifica, 13 punti, aggancia momentaneamente Varese, Ternana e Spezia, supera Juve Stabia, Brescia e stacca il Modena e il Cittadella, oltre al Bari che ha quota 10 punti. Per il Vicenza una sola vittoria nelle ultime 7 partite, questo dicono i numeri e ci dicono di un Padova in netta crescita di risultati, di gioco, di quadratura. È una squadra che può dire la sua per il discorso promozione. È tutto dallo stadio Romeo Menti, grazie, il saluto anche da parte di Carlo Religioso in regia e di Chiara Telleschi in produzione, da Riccardo Gentile.